Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo dell'Adagida Salomonica e spiegheremo anche in quali casi specifici è meglio utilizzarla. Ma prima di fare questo, chiedo a voi di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano se non l'avete ancora fatto e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook ed eventualmente anche nel canale di Telegram dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico naturalmente gratuito e se volete anche un bel super like che non fa mai male. Bene, iniziamo un po' a parlare di questa Dagida di Salomone che molti non conoscono o magari ne hanno sentito parlare, no? E quindi a che cosa serve? Serve praticamente in varie occasioni a rinforzare un messaggio mentale coercitivo. In altre parole, serve ad aiutare a dare una piccola spintarella verso quelle persone o in un senso difensivo che magari ci hanno un po' ostacolato nella nostra vita e quindi vogliamo tenere lontano e quindi tramite un lavoro molto delicato e potente e fatto esclusivamente in momenti in cui la persona dorme, praticamente l'operatore esoterico lo condiziona tramite un'operazione magica ad allontanarsi da voi. Oppure c'è una d'amore che serve praticamente ad attirare la persona da voi amata e questo serve soprattutto quando nelle coppie che magari in cui ci sono dei piccoli momenti di montagne russe in cui bisogna riattivare un pochettino o la fiamma oppure per situazioni in cui si è entrata un pericolo che magari è un'altra persona che ha usato della magia, allora si può intervenire con la Dagida che è molto 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 potente e in questo caso si fa una Dagida d'amore e qui metto in sovrappressione una fotografia in cui si vede esattamente praticamente come si può dire, la statuetta che rappresenta l'obiettivo, ecco, mettiamolo giù così, e dentro questa, come si suol dire, dentro questa statuetta c'è il testimone del nostro obiettivo. Praticamente la statuetta è un surrogato astrale dell'obiettivo. E in questo caso qui è rosa rossa, si vede, e serve appunto per collegarsi astralmente all'obiettivo, al bersaglio, per poterlo condizionare a ritornare sui suoi passi e ad esempio ritornare nel matrimonio o nella coppia. Quindi, e poi può esserci anche una d'agida per guarire. Ci sono situazioni in cui una persona è estremamente malata, ad esempio ha ad esempio una patologia un po' particolare, tipo la labirintite, oppure tipo alcuni tipi di fobie molto particolari, tipo degli spazi aperti, degli spazi chiusi o della claustrofobia, allora si può usare una dagida per poter aiutare il corpo astrale a vincere queste fobie. E l'operatore esoterico, se è bravo, come noi conosciamo nella nostra Hildegarda, queste cose le fa tranquillamente. Poi chiaramente, come ho detto in altre pillole, oltre a questi sistemi che si chiamano Dagite Salomoniche, si può utilizzare anche altri tipi di riti operativi, ma chiaramente questo poi esula dalla Dagida, ma si entra magari in riti operativi di propiziazione che ho già parlato in altre pillole, no? E quindi vi consiglio di andarle a vedere. Comunque, diciamo così, le dagide sono o di coercizione mentale, nel senso che si allontana, e quindi sono dagide difensive, o sono dagide di cuore, cioè si cerca di attivare il campo astrale e fare in modo che il bersaglio richiami o ritorni all'ovile, oppure ci sono delle dagide che servono per guarire il corpo astrale. Sembra, per dirle in poche parole, è quasi un'ipnosi a distanza astralmente, magari molto probabilmente il 99% si fanno di notte, si va a colpire
corpo astrale della persona mentre dorme e lo si convince, ad esempio, di guarire o superare l'ostacolo, ad esempio, della fobia degli spazi chiusi o degli spazi aperti. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto vi ha dato una piccola pillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e di Telegram, dove il 2030 teniamo un percorso esoterico, Hildegard e Marietto Veneziano. L'entrata è gratuita, possono venirci tutti. Grazie e alla prossima. Ciao.